Signori, Katia Ricciarelli. Accompagnata da Dorothy. Buonasera, complimenti per la location, bellissima, grazie. Saluto tutti, in particolare, scusatemi, amici che non vedevo da tanto, Rosy, Gianni c'è, ciao Gianni, ciao Vittorio, ciao Lorenzo, ciao a tutti voi, un abbraccio forte. Ecco, sono pronta. Allora, di Rovigo è la prima volta che viene a Taglio di Po. Questo è grave, eh? Sono arrivata a Viro. Portoviro. Portoviro. Sa, a noi di tagliolesi. E cosa devo fare? Così è. A noi tagliolesi, che lei si è detto Portoviro, non a Taglio di Po, cioè. Non si sa mai. Però la perdoniamo, insomma. dai. Mi perdoni? La perdoniamo. Posso darti del tu? Ma naturalmente. Diamoci del tu. Guardi, a me fa piacere che No, mi guardi, tu. no, scusa. Allora mi riprendo il mio tu. Se tu Allora, guarda, mi fa piacere di vederla. No. No, guarda no. che ti vai, uso il vai Veneto, Varamengo. Varamengo. Letto il suo libro, giuro l'ho letto tutto. Non lo so, ti Giuro, interrogo. giuro, guarda. Ah, volevo salutare lo scrittore che è Infatti. Marco Carrozzo in prima fila, la bimba, Violetta, la signora Carrozzo, Silvia. Ecco. È un libro che si legge veramente tutto d'un fiato. Molto bello, io che non sono un melomane, che non mi piace forse la lirica, mi ha appassionato anche seguire le vicende della Turandot e di Violetta e di Eva, perché poi la signora si identifica, poi si è sempre identificata con queste eroine. Però parto dalla parte finale del libro, quando lei dice che secondo lei la sua vita è come quel gioco dei puntini. O sbaglio? Guardi, io mi sono fatto Se lo poi... dici tu che l'hai letto, io non l'ho letto. Non l'ha letto. Lo chiedo a Marco, c'è i puntini. E allora cominciamo dal primo puntino. Rovigo. Sì, ma sai quanti punti ci sono stati nel Io ne ho fatti libro? 6 perché poi dopo... Anche le virgole, come diceva Totò, 2 punti, abbondiamo, 2 virgole, capisci? Quindi tanti punti, tante virgole, tanti il primo punti è questo esclamativi. Qual è? Fammi vedere. Rovigo. Sì. Allora, posso raccontare la sua storia, che magari chi non ha letto il libro, la signora... Giuro che se n'è uno, se c'è qualcuno, se ce n'è solo uno che non sa la mia storia, che offro un weekend a Capri. Sapete la storia della signora? Faccio un riassunto veloce? Il riassunto veloce è questo: la signora, la mamma era una vedova bianca, nel senso che il marito era Di quello che vuoi, basta che tu non dica vedova allegra. No, nel senso che il marito... Ma come siete lontani? Sento delle risate così. 434 persone, sono fino là in fondo. Sei 4 che riempi. E riempiono. Dai, vai. Adesso abbiamo scherzato un po', ora facciamo sul serio, eh. E quindi un riassunto veloce: la mamma con 2 figlie va a cercare fortuna perché il papà era disperso in Russia, e in Germania incontra l'amore, quest'amore concepisce... Non era mio padre, eh. No, sì, il papà delle Era il due marito sorelle. della mia mamma e il papà delle 2 sorelle. Quindi lui ha pensato bene, capisci, di andare in Russia a fare il volontario, a fare l'eroe, e così non è più tornato, lasciando mia madre con le 2 figlie. Ecco, poi sono subentrata io, concepita in un campo di patate in Germania. Che c'è da ridere? Io avrei voluto tanto dire un bel campo di papaveri, di Era più romantico, girasoli, ma anche la patata, dai, ha il suo fascino. tanto per quello che mi piace le patate tanto. E poi sono nata io, insomma, in sostanza, ecco, doveva essere poi quello coronare il sogno di mia madre che aspettava me, e di sposarsi una volta arrivata in Italia. Invece poi ha trovato alla stazione ad aspettare lui, ha trovato la moglie con un figlio già grande, e quindi addio sogni de gloria. E così, per fortuna che lei mi ha tenuta, e sono nata io. Ecco, adesso ti lascio chiarito questo, perché sennò chissà cosa racconta lui. No, io racconto... No, perché i maschietti non sono bravi a raccontare queste storie. Sì, quello è vero, io poi in particolare, lo dice mia moglie, che sono conciso. Adesso ti do campo libero. Allora, Rovigo, e lei cresce senza il babbo. Prima di tutto la figura paterna, quanto le è mancata e quanto ha cercato nella sua vita la figura paterna.
Devo dire che quando ho scoperto, diciamo, che mio padre si era comportato in questo modo, non ho sentito per nulla la mancanza di lui, e quindi già dai 12-13 anni ho cominciato a capire che con una madre come la mia si poteva stare anche senza un padre, si poteva stare, credetemi, veramente bene, perché lei è stata tutto per me, e quindi non ho sentito questa grande mancanza. Però nella sua storia molto spesso ha avuto incontri con persone più adulte di lei. Sì, ma c'era il desiderio di avere involontariamente, inconsciamente, ho sentito diciamo, l'attrazione per persone più grandi di me, insomma, perché evidentemente sognavo comunque di un padre che non avevo mai avuto, in sostanza, no? Quindi mi sono innamorata un paio di volte, ma quelle cotte da ragazzina stupida, per persone più grandi di me, che poi quando si dichiaravano in maniera piuttosto anche pesante, allora io mi ricordo una volta che uno l'ho fatto scappare dicendo che schifo, quindi capirai, dice un uomo che schifo, che ti magari vuol dare un bacio, e io che schifo, quindi insomma non c'ero proprio con la testa, casca tutto. Sì. Lei, come Pigmalione, nel libro c'è scritto, aveva un suo vicino di casa, il dottor Petrolini, sorry. Guarda che ti tiro i cavelli. Impossibile. Non ridete sul mio handicap, non ridete. Troppo comodo. È lì che ha capito che la sua vita sarebbe diventata la musica. Allora, in breve, io avevo questa grande passione per il canto, questa mia voce, ecco, vedo qua che c'è Gioia, mi pare, chi ha questo dono che viene assolutamente dall'alto, quindi non è un merito mio, sono nata con questa voce da lirico, da cantante lirica, e allora sentivo che questa voce quasi era come un animale dentro di me, più grande di me, e mi vergognavo, dice, è possibile, le mie amichette cantano lo Zecchino d'Oro, e io invece sento che devo cantare una cosa lirica che è più grande di me sicuramente, infatti andavo sopra gli alberi a cantare perché mi vergognavo. Qua non voglio sbagliare il nome, sennò poi mi sgrida, Giovanni Battista Meneghini, il primo marito della Callas, infatti... Gio Batta. Dai. Quasi giusto. Però ho premesso che non sono melomane, quindi, però avevo ma lui non cantava, era solo marito della Callas. E poi appunto la Callas, è vero che la chiamava Maria? Maria, alla Callas? No, chiamava Maria, sì. Anche me, una volta si era fermato proprio davanti al cimitero dove sarebbe poi comunque andato a finire lui e anche la moglie, perché lui ancora non sapeva, era solo separato, e davanti al cimitero lì di Sirmione si fermò e mi chiamò Maria. Mi sono sentita morire davvero, io dico, ma questo è fuori di testa, cioè, mi chiama Maria, ma io sono Katia, no? Si vede che lui pensava, perché lui ha fatto tanto per lei, onestamente, e ha creato la carriera della Callas, quindi lui magari ha pensato, questa ragazza giovane, brava, ma io posso farne un'altra Callas, capito? Però mega impressionava la roba, capito? Ho detto tiriamo avanti perché questo posto mi dà l'angoscia. Ecco, e poi insomma ci ha provato lui, ma io insomma sono andata avanti con le mie forze. Però l'hai lusingata o... No, al momento ti giuro, la prima cosa che ho pensato, paura, questo c'è fuori di testa, mi lascia qua davanti al cimitero, di cosa faccio qua, assolutamente. E poi ho capito che era una cosa estrema, proprio assurda che lui mi chiamasse così. Allora, lei è conosciuto tra i più importanti artisti del mondo. Qua, Placido Domingo, lei ha detto grande signore, poi vedremo poi in una clip quanto signore è. Che ricordo ha di questo artista qua? Intanto premetto che ho avuto la grande fortuna di cantare con lui, con i tre, Carreras e Pavarotti. Io metterei anche Alfredo Kraus, che è stato un grande tenore e non viene ricordato mai, e invece è stato un grande tenore, non so, ecco, io metterei questi 4 nomi, quindi avere la fortuna in un unico periodo, perché non è che eravamo contemporanei, si può dire, anzi lui era più anziano e lui no, invece era molto furbo, diceva che era il più giovane di tutti.
È furbo, ancora adesso dice che lui ha un'età, invece ce n'ha un'altra. E però ragazzi anche sì. E poi dice che è nato in Spagna, invece è nato noi lo chiamavamo l'Indio. Sì, no, è nato in Messico. E specialmente Carreras, quando faceva qualcosa che non andava placido, diceva quell'indio proprio con un po' di bugie, ne diceva tante in questo senso, ecco, come quello che dice io sono nato a Napoli, invece è nato in provincia, non so. Noi di Rovigo diciamo abitiamo vicino a Venezia. No, amico sempre detto Rovigo. di solito, se devi far capire se devi far capire a un giapponese dove sei nato e devi dire Rovigo, non capisce niente. Io quando sono stata per 6-7 anni quasi a Lecce, direttore artistico del Politeama greco, quando invitai Richard Boninge, marito della Sutherland, per venire a dirigere un'opera a Lecce. Tu sai che è andato a guardare dove era Lecce, perché non tutti sanno dove è Lecce all'estero. Ti sto parlando di Lecce con tutto il barocco che c'è, quella meravigliosa città. Ecco, qui immagina se che dico Rovigo, la città delle rose, mi dice, le rose, come mai le rose? Non c'è più niente, signora, ma quando c'ero io anche io non ho mai visto rose, onestamente. Ho visto tante altre robe, panocce, ho visto e barbabietto, ma non ho mai visto rose. Patate tante. Aleggiano. Ma quelle le rose. Allora capisci, questo è il discorso. E lui diceva e dice ancora un po' di bugie sull'età. Allora, però questi 4 tenori, e con la sottoscritta hanno cantato, io ho cantato, diciamo che è più carino, con tutti loro nello stesso tempo, perché con uno facevo un'opera, uno l'altra, a seconda del repertorio, quindi ho avuto questa grande fortuna. Lui era, tornando a Placido, quello che aveva più il senso teatrale, perché era quello che si poteva permettere di recitare di più, perché aveva questa sicurezza nella sua voce, che non era una voce bella come quella degli altri, era una voce un po' costruita, e quindi lui andava tranquillo con la sua voce, non c'era problema di fare una nota più o meno bella, perché quando una voce è bella e fai una nota brutta si sente subito. Lui aveva tutta la voce un po' costruita, un po' come dico io, come la Raina Kabaivanska, che aveva una voce un po' metallica, però recitava bene. Sì, grande presenza scenica. Sì. Vado avanti con i personaggi. Musicista anche. Franci è maestro, maestro, direttore d'orchestra. Qua che uomo. Dopo sorvoliamo. Però come artista com'era? Lui più che recitare aveva questo colore di voce che usciva fuori con tutti i colori dei sentimenti che provava, pensa. Lui non aveva bisogno di muoversi, di sbracciarsi Dopo la malattia. Ma il colore della voce, Dopo la era malattia tutto. La sua voce è rimasta uguale o il colore della voce sì, forse non aveva più la potenza di prima, ma è anche normale, lui è stato un miracolato, insomma. Dopo nell'altro puntino, quando parleremo degli amori, parleremo di Carreras. Zeffirelli cosa ha rappresentato per lei? Io ho visto moltissimo. Ho visto dalle Rai, che poi lo vedremo in una clip, la Turandot fatta con la regia di Zeffirelli alla Scala, straordinaria, sì. Però la cosa più bella che io ho fatto con lui è stato il film di Otello che ho girato, che poi è andato a Cannes con Domingo e Justino Diaz, veramente straordinario, un viscontiano lui, di quelli tradizionali, sì. Secondo lei è un gusto che c'è ancora nei registi italiani? Perché lui viene dalla scuola appunto di Visconti, cioè non esiste più questa perfezione, non c'è più questa perfezione, e purtroppo dico io, secondo me Franco avrebbe potuto fare ancora molto di più, ma forse lui non poteva rinnovarsi, andare a pari passo coi tempi, capisci? Perché lui questo è il suo gusto. All'estero c'è sì, perché New York sono diventati matti per Zeffirelli, sì, ma forse più all'estero apprezzano di più questa sua fotografia un po' da quadro, questi dipinti proprio, sai, del 600, bellissimo, però siamo un po' fuori adesso, capito? Adesso vanno le regie un po' all'avanguardia. Minimaliste. Ma è questione di budget o questione proprio di gusti? No, è questione di gusti. Sì. Karajan. Quando ha lavorato con Karajan ha pensato che
era il massimo che poteva trovare come direttore artistico, come direttore? Allora io ho avuto due sogni nella mia carriera, cioè quando ero ragazza sognavo di cantare con Del Monaco e poi di cantare l'Otello con Del Monaco e di lavorare con Karajan. È successo, quindi sogni nel cassetto non ne ho avuti più da quella volta e non ne ho nemmeno adesso, perché dico che io personalmente riconosco di aver avuto tantissimo, nel bene e nel male, come dico sempre, e quindi se ti devo dire che chiedo ancora qualcosa, no, è veramente una cosa, è ingrato da parte mia, no? Quindi prendo quello che viene, sicuramente sì, però con lui io credevo di avere toccato il massimo, fino a che non ho incontrato poi Carlos Kleiber, che è ancora più profondo di lui, sì. Però Karajan, che è famoso per avere un caratteraccio, e lei è famosa per non essere proprio tanto malleabile. No, dicerie. Dell'untore, dicerie. Brutte robe. Riuscivate? No, perché guarda che lui con la sua personalità forte amava le persone che avevano anche una grande personalità, perché sennò diventava cattivo anche, sai. Io ho visto lui trattare malissimo persone che non avevano il coraggio di imporsi, e allora ho detto no, te non mi freghi, adesso tu non mi freghi, e quindi ho cercato di, anche perché sono arrivata a lui che ero già qualcuno, non sono arrivata, certo che mi ha consacrata dopo. Ma un artista del suo livello, quando incontra una personalità così, si deve completamente concedere a un tipo di maestro così o riesce a imporre anche la sua personalità? Se no, un maestro così intelligente e bravo capisce che si deve lui adattare alla personalità di un artista. Se capisce questo, allora è un momento straordinario, perché allora tra lui e l'artista c'è un'alchimia particolare. Ecco, allora tu dai tutto a lui e lui cerca di trarre il meglio, capisci, da quello che hai tu dentro, lui cerca di tirarti fuori tutto, insomma. Se invece ti vuole imporre, allora no. E ha trovato maestri che volevano imporsi? Sì, sicuramente sì. C'è stato, non faccio nomi perché non è simpatico, anche perché no, non faccio nomi neanche cognomi, perché io parlo solo delle persone che sono morte. Ecco, questo è ancora vivo, Ostrega, e non voglio parlare. Non può parlarne. No, però ci siamo in quella circostanza lì ci siamo separati, nel senso che sono andata via. Mario Del Monaco? No, non questo è Mario Del Monaco? Che bello che era. Ci racconta l'aneddoto di Mario Del Monaco, che vi incontrate in piazza San Marco a Venezia, che lui è con la calzamaglia in pieno agosto. Che personaggio era questo? Qui no, in generale. Mario era così, tanto era una persona che era schiava della sua voce, quindi lui viveva per la sua voce, che guai, non c'era niente più importante della sua voce, quindi se la teneva anche ben riguardata. Ha vissuto, secondo me non ha vissuto bene, insomma, perché era schiavo proprio della sua voce e aveva di queste manie, di queste velleità, insomma. Si vestiva in pieno agosto con la calzamaglia nera, aveva gli stivali più alti ancora sopra il ginocchio, poi un cappello con una tesa larghissima, un bastone di pommellato tutto tempestato di perle preziose, di pietre, di tutto, che prendeva proprio a Venezia, in piazza San Marco, dove c'è quel negozio stupendo di pommellato. Quindi andava in giro così, ragazzi. Ma secondo voi, aspetta, mancava il mantello, perché c'aveva manca la rota e proprio un mantello aveva, un tabarro, ecco, e andavamo avanti e indietro, perché lui accompagnava me, io accompagnavo lui, poi a un certo punto c'era caldo e la gente lo guardava e si fermava, e lui a un certo punto aveva un sacco di tic, lui nervosi, no? E dice, ma non capisco, perché lui salvava la voce, no? Così, non capisco perché questi mi guardano così. Dico, ma Mario, ma ti sei guardato? Ma come fanno a non guardarti? Dico, sei conciato, dico, in una maniera che neanche in pieno inverno uno si veste così, eccentrico da morire. Poi girava con la sua Rolls bianca, sì,
decapottabile, e da piazza San Marco, sì, piazza Roma, dovevamo andare poi a Lancenigo, dove lui aveva la casa, e io mi ricordo che sono andata a pranzo da lui. Aveva una portantina in casa, la prima cosa che vedevi era una portantina di quelle, non so mai vista una roba del genere, insomma, proprio davanti all'ingresso così. Insomma, andiamo, e da Piazzale Roma verso Lancenigo 20 all'ora. Eh sì, perché guidava lui, voleva farsi vedere da tutti, quindi non so, siamo arrivati in 2 ore, perché Lancenigo è praticamente vicino a Treviso. Quando arriviamo a Lancenigo, finalmente dico, arrivo a casa, mangerò qualcosa, andrò a vedere questa bella villa, no? Lentamente, ancora più lento se ne va, e c'era un ragazzo giovane, come ero giovane io allora, e ha visto sta ragazzina bionda su una macchina del genere. La prima cosa che questo ragazzo disse fu: che angelo a me. Lui: ma che cretino! Ma devo dire quello che ha detto: Violetta, tappati le orecchie. Ma che cazzo fa? Ma come si permette di dire? Dice: che angelo, guarda la macchina, stupido, non capisci niente. Insomma, si è arrabbiato tantissimo perché questo ragazzo giustamente aveva notato prima la ragazzina che c'era sulla macchina, quindi lui era fatto così, insomma. Poi si arrabbiò perché aveva preso più applausi lei di lui? No, non ho preso più applausi di lui, solo che l'ultimo atto dell'Otello è l'atto di Desdemona, quando lei canta l'Ave Maria, poi c'è il Salce, prima c'è il Salce, poi l'Ave Maria, e poi viene strozzata, e vabbè, è l'atto del soprano quello. Allora, io ero stata un 20 minuti, non so quanto tempo, non ho mai cronometrato tutto questo, però stai con la testa così, in giù, morta, devi stare immobile, non puoi quasi respirare, perché la gente vede che sei ancora viva, è brutto, no? Pensa a quelli da Logione, vedono il seno che va avanti in tre, è ridicola la cosa, quindi stavo immobile, mi sforzavo, alla fine di questo lui fa, ci sono stati gli applausi, chiuso il sipario, lui è anche morto, e mi dice: vai tu, con grande, capisci, generosità, vai prima tu all'applauso da sola, no? E io vado, un po' mi girava la testa, come arrivo fuori a Bruxelles, mi ricordo un grande trionfo, entro dentro contenta, felice, e lui fa: che cazzo ti permetti di andare prima di me? Mamma mia, ragazzi, sua moglie, mi ricordo la Rina, che era tra le quinte: sei un imbecille, a lui, sei stato tu a dirle di andare, come ti permetti una cosa del genere? Io sono andata in camerino, pensa, avevo non so quanti anni, erano gli anni 74, 75, 70, non so, e sono andata in camerino, pensa che carattere che avevo, ho detto: beh, adesso basta, dico, noi abbiamo fatto, io gli dissi questa frase che me la ricordo ancora: guarda che noi qui, cioè noi, la compagnia dell'Otello, allora era il suo ultimo Otello, insomma, abbiamo fatto di tutto per essere con te, insomma, mancava poco che tu facessi la pipì sul palcoscenico, dico, e nessuno ti avrebbe detto niente, per quanto lo abbiamo amato e rispettato. Adesso dico basta, me ne vado in camerino. Sono andata in camerino e non sono più andata agli applausi. Pensa, allora lui, per farsi perdonare, è venuto con un accappatoio di scena. Dice: ah, scusami, non volevo, insomma, vabbè, abbiamo fatto pace. Come si fa a non far pace con un uomo così, ragazzi? Era un sogno per me cantare con lui. Faceva l'esultate, veniva giù il teatro ancora allora. Aveva non so quanti anni, perché è morto, poi non è morto vecchio, lui è morto giovane, però quando faceva esultate l'orgoglio musulmano sepolto in mare, dopo l'armi la vinse l'uragano. Noi eravamo già in apnea, no? E lui andava avanti, veniva giù il teatro. Mai sentito fare un applauso, io con tutti gli hotelli che ho fatto, e con tutti li ho cambiati tutti, però non ho mai sentito fare un applauso dopo l'esultate, che chissà insomma cosa significa. Esultate è il biglietto da visita di Otello, ma prendono invece, per dirti, Domingo faceva così: esultate l'orgoglio musulmano sepolto in mare, dopo l'armi la vinse lui. Mannaggia, lui un fiato unico a 60 anni ha fatto, in un fiato unico ha fatto tutta la frase. Era straordinario veramente.
l'abbiamo perso anche, sono morti tutti i ragazzi del Monaco, Corelli, Di Stefano, Kraus, ma sai che non riesco più neanche a contarli i tenori del passato, che sono morti tutti. Karajan dopo direttore d'orchestra, Kleiber, Mazel, basta, perché eccetera, basta, se no andiamo in malinconia. no, bisogna dirlo, eccetera, se no eccetera. andiamo in malinconia. No, Allora, ma perché dai? Prese dalle teche Rai, spero di non sbagliare il nome. Brava. Turandot alla Scala di Milano 1983, regia di Franco Zeffirelli, con lei Placido Domingo, Ghena Dimitrova, e dirige il maestro Leroy Marsal. Vediamo se parte. Mi hai fatto un bel regalo. Mi fa piacere. L'ho premesso che non sono un melomano, qua mi viene la pelle d'oca. Questa scena qua, quando poi vediamo il tuo pathos, come sei entrata nel personaggio, è una cosa che anche chi non segue la lirica lo sente. Beh, ma guarda, quando mi si dice ma sa signora, io non sono un appassionato, non capisco niente di lirica, però le assicuro che questa cosa, ecco, come dici tu, mi ha fatto venire la pelle d'oca. Allora dico, lei ha capito tutto, non c'è bisogno di sapere che cosa succede a livello musicale, tecnico, vocale, no, l'importante è che arrivi al cuore delle persone. Se arriva, allora tu hai veramente fatto quello che è più gratificante di uno che ti dice questo è un suono, questo è l'altro, questo è un do, questo è un si. Questa è la cosa più bella che tu potessi dire, è questo.